È il momento ragazzi, è il momento, buongiorno a tutti, è il momento di andare a fare cose interessanti, ovvero di raggiungere i 1600 e di chiudere questo format che sta subendo sempre più sembianze di un'agonia. Ok, questa me l'aspettavo. A questo punto io sviluppo due cavalli e questa è una buona cosa. Ok, fai vedere se c'ho qualche... Ecco, c'ho cavallo qui, attualmente non si può giocare. Vabbè, facciamo quelli che giocano in modo come dovrebbero giocare i pro. Giochiamo così, gli evitiamo la spinta in D4. Ok, tu hai paura di questo oppure vuoi semplicemente venire a rompermi le scatole qui? Vediamo un po' cosa posso fare. A5 potrebbe essere una possibilità. Cavallo qui, spinta qui, donna qui, donna qui. Non è male, non è male. Non è male la spinta. La spinta non è male. Su donna qui è un po' un casino per te. Sappilo. Sappilo. Me l'aspetto, donna lì. Me l'aspetto. Su cavallo qui, ok. Donna e donna, va bene. Cavallo G5. E a questo punto vediamo un po' se ho entrate di questo tipo. Devi ritornare a casa su cavallo qui. C'ho anche questo buco qui. Dopo che Marlene è ritornata a casa, posso arroccare lungo, cioè arroccare lungo se non altro, metterti la torre qui, in faccia alla regina, alfiere qui per supportare anche questo, e là quante ne ho. Allora, prima ti faccio questa. Sei costretto praticamente ad andare in H6, e da qui ho questa, spinta, cavallo qui, o addirittura oltre a questa c'ho anche questa con la donna che è praticamente quasi intrappolata, però non sfiderei la sorte, non sfiderei la sorte perché la donna qui in effetti c'è il re abbastanza scoperto, c'è il re abbastanza scoperto, non mi fa impazzire. Andiamo andiamo. Potrei anche catturare questo cavallo, però sarebbe troppo semplice, tutto troppo semplice. Andiamo qui, dai, facciamo quelli bravi. Ok, alfiere 2 per arroccare il prima possibile, niente, cavallo C3 e adesso però forse posso farlo il mio piano. Tac, tac. Credo proprio che posso farlo. Giusto? Credo di sì. Tac, se spinge qui c'è la cattura qui. Quindi facciamolo. D3 e beh c'è la cattura qui con doppio scacco, deve catturare poi con il re al centro. Io in effetti devo togliermi da questa posizione qui perché non mi fa impazzire. Anzi, su donna qui potrei anche pensare di venire qui col re. Perché non è la posizione più felice del mondo, onestamente. Onestamente non è la più felice del mondo. Quindi bisogna vedere un po'. Eccolo, niente, questa te la faccio proprio senza neanche pensarci. Rf2, ok. Adesso in che modo si può attaccare il tuo re ulteriormente? Questo alfiere poverino. Cavallo qui, re qui, cavallo qui, re qui, mi rompi troppo le scatole. Ti devo rincorrere in qualche modo, ti metti davanti l'alfiere, ok, non va bene. Ma sai che faccio prima? Non lo so. Devo mettere al sicuro questo re. Questo è poco ma sicuro. Devo mettere al sicuro il re e non lo so. Cioè, mi piacerebbe uscire anche con questo alfiere, onestamente.
Facciamo questa. Facciamo questa. Così posso entrare qui, fare cose cattive. Questo punto qui è difeso da questo alfiere. Vediamo un po'. C'è anche cavallo qui che adesso mi darebbe alquanto fastidio. Cazzarola se mi inizia da fastidio. Ragazzi, è così facile perdere tutto il vantaggio in una partita a scacchi, ma è così semplice, che ti faccio Marocco lungo. Se vieni qui col cavallo sono anche disposto a darti la torre. Sappilo, sono disposto a dartela. Dai, uscirà qualcosa da questa posizione o no, se non fosse che ti apro la colonna C a gratis, quindi non so se la faccio onestamente. Donna qui, alfiere qui e su alfiere qui, donna qui e la cacchiarola che mi sta fregando. Ho paura che tu mi stia fregando. Alfiere qui. Quindi cavallo, donna, alfiere. Alfiere qui. Ti sei liberato. Però io c'ho, ragazzi, alfiere C5. Alfiere C5, mi catturi la donna, scacco, doppio scacco e ragazzi, se va in porto questa, chiamatemi Carlsen, vi prego. Se va in porto questa, chiamatemi Carlsen. Fammelo alfiere qui, fammelo, ti prego, lo sto aspettando come non mai. L'ha fatta! Fammi calcolare bene. Alfiere C5. Sì, c'è matto, fammela, ti prego, fammela fare, prenditi sta regina. Se non me la prende, che cosa può fare? Niente, può mettere cavallo in F2, io gli catturo il cavallo, lui mi cattura qui, io c'ho scacco, lui cattura con la donna, catturo qui, poi gli arco Giuda. No, non riesco a calcolarla tutta, troppo potente. Cavallo F2, re per F2, questo qui. Cavallo F2, cavallo per F2, questo qui. Cavallo in realtà può andare anche da un'altra parte, no? Scacco, semplicemente se cattura col pedone si libera. Cavallo qui, alfiere qui, scacco. Ok, potrei andare in vantaggio, penso che sia la cosa più complessa che abbia mai calcolato in vita mia. Cavallo qui, ecco, alla fine tutte queste energie sprecate per altro. Scacco, il re va qui, scacco, tac, scacco, donna in F3. Ok, fammi calcolare bene. Scacco, re va qui, alfiere va qui, lui cattura, io catturo, donna in F3. No, la donna non può andare in F3 perché c'è davanti il cavallo, quindi rifacciamo. Scacco, re qui, sacrificio dell'alfiere, pedone, matto, giusto? Questo è scacco doppio di cavallo e alfiere, sacrificio d'alfiere, se è obbligato, altrimenti è matto, e la prossima matto di donna. Wow, ragazzi, mamma mia, ragazzi, dopo questa io mi ritiro dagli scacchi, nonostante con un errore, 2 errori gravi, io mi ritiro dagli scacchi. Spettacolare.
spettacolare. Potrei non giocare mai più in tutta la mia vita, potrei essere soddisfatto eternamente. Analizziamolo, vediamo un po' cosa c'era di caruccio qua. Ok, sì, questo è stato l'errore di non prendersi il centro e quindi me l'ha lasciato. Questa posizione la conosco molto bene perché giocando lo Yanish Gambit succede spesso di trovarsi in questa situazione dove spingo E4, quindi questo cavallo inizia a ballare per la scacchiera, quindi diciamo mi è andata bene che conoscevo bene questa posizione, anche Donne 7 è una mossa di routine e niente, qui il cavallo inizia a ballare e niente, è andata. Vediamo qui se mi diceva di catturare l'alfiere, no, mi diceva di catturare l'alfiere come mossa migliore. L'avrei fatto ma ero convinto di avere di più, addirittura catturando l'alfiere avrei avuto un vantaggio di -7, andando dove sono andato io il vantaggio è di -4 circa, quindi ho perso 3 punti che sono tantissimi. Ok, questa, beh, qui è iniziato il suo calvario essenzialmente. Qui mi diceva di fare cavallo B3 e dopo donna qui, cavallo B3, donna qui, cosa sarebbe accaduto? Donna C5, non l'avevo vista mai, non l'avevo vista mai. Quindi cavallo, serviva semplicemente ad aprire la diagonale della mia donna, non l'ho vista. Arrocco, ok, donna E5, qui ragazzi, qui c'è stato il tatticismo non so neanche se c'è un gran maestro che l'avrebbe vista. Alfiere C5, ok. Queste, basta. Potrei andare via felice, ragazzi. Anzi, penso proprio che lo farò. Rimaniamo a 1596, così abbiamo un altro appuntamento per fare i 4 punti e poi chiudere il format. Spero che vi siate divertiti quanto mi sono divertito io. Ci vediamo presto. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!